Allora, cari telespettatori, ben ritornati con noi, potete telefonare, siamo in diretta e il nostro ospite quest'oggi, Pierluigi Dalla Pozza, ben arrivato qui con noi, direttore Grazie. Vega Engineering SRL. Con lui parliamo di un tema che purtroppo torna periodicamente, ciclicamente alla ribalta, anche se dovrebbe essere sempre altissima la tensione su su certi elementi, certe situazioni, ovvero la sicurezza o l'insicurezza che molte volte c'è nei luoghi di lavoro. I dati sono sempre allarmanti, preoccupanti, perché purtroppo quando si parla di incidente sul luogo di lavoro molte volte si parla di lesioni permanenti, danni irreversibili e in molti casi anche le morti, sono le famose morte bianche. Abbiamo dei dati: 754 morti bianche da gennaio a settembre, circa 569 incidenti sul luogo di lavoro, 185 in itinere, quindi nello spostamento. E la Lombardia ha per esempio 64 decessi, il Veneto ne ha 44, questi sono dati INAIL. Tenete conto che naturalmente ci sono poi lavoratori per i quali non interviene l'INAIL, per cui ci sono altri numeri che sono altrettanto importanti. Primeggia il settore costruzioni con il 13,7% degli incidenti, il manufatturiero il 12% e altri elementi, dopo ne analizzeremo meglio insieme, che il giovedì sembra essere il giorno della settimana con il maggior numero di incidenti. In passato, direttore, io ricordo che era il lunedì, un giorno famigerato per l'incidentistica, soprattutto dei più giovani. Adesso vediamo un po' di capire anche l'età, insomma, questo mondo, queste analisi che voi avete fatto, questa pubblicazione periodica dell'osservatorio sugli infortuni del lavoro, che cosa ne emerge? Sì, allora i dati più salienti li ha detti lei poco No, no, ma fa. adesso entriamo anche nel merito, io volevo proprio far capire Sì, 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 sì. la valenza, E l'eclatanza della quindi i cosa. numeri sono ancora molto importanti, nonostante diciamo, si sia lavorato molto e si stia lavorando molto sulla sicurezza. Il fatto che dal lunedì sia passati al giovedì non c'è una risposta immediata. Ecco, devo dire che giovedì è il giorno in cui si fa più male, non che sia il doppio rispetto agli altri, però è più elevato. Potrebbe essere per il fatto che si sta avvicinando fine settimana, per cui le persone sono cominciano ad essere meno attenti al lavoro. Questo potrebbe essere un motivo, ma non È chiaro. è ecco, scientifica la questione. Ecco. E neanche non possiamo dire che a giovedì si fanno le lavorazioni più pericolose, perché il programma lavori è dettato ovviamente da un programma lavori e non dai giorni della settimana. Ecco. Un'altra cosa importante da dire è che la fascia di età che ha maggior numero di vittime è la fascia sopra i 45 anni, dai 45 anni ai 54. E anche questo è abbastanza fa riflettere, Sì, no? fa riflettere perché uno si aspetta che uno che ha dai 45 ai 54 anni, con una fascia di piena maturità lavorativa, sia quello più attento sostanzialmente, e quindi è strana questa cosa. Devo dire anche che possiamo fare delle considerazioni in merito a questo. Purtroppo le persone più esperte all'interno delle aziende ormai sono le persone anziane, anziane di lavoro, cioè facciamo quella fascia alta di età, per cui probabilmente tutti i lavori anche più pericolosi, con Vengono rischi maggiori, svolti. vengono fatti da queste persone. E quindi la probabilità che accada a loro può essere più elevata. Poi c'è anche l'altra componente che è sempre comunque insistita, cioè il fatto che siccome io sono esperto, magari sto meno attento, magari sono meno propenso ad ascoltare chi fa formazione, sono meno propenso appunto a partecipare agli incontri di formazione perché mi Do reputo per un scontate esperto. Ecco. alcune Quindi cose. ci sono una serie di aspetti. Poi ci può essere anche la categoria di persone che, come si diceva prima, sostanzialmente che sono persone che hanno magari perso il posto di lavoro, sono quella categoria sui 50, per cui difficilmente vengono riassunti, ma sanno magari lavorare, per cui vengono fatti a chiamata per specifici lavori, e quando uno arriva a fare un lavoro, tra virgolette, pericoloso a chiamata, magari non ha la padronanza del luogo, non ha la sicurezza di quello che appunto gli sta intorno, e quindi anche questo può incidere appunto sul fatto che questa fascia di età sia
maggiormente colpita. Ecco, ma il fatto che adesso comunque l'età pensionabile sia portata sempre più avanti e che una persona possa arrivare alla soglia dei 70 anni nel luogo di lavoro, non potrà essere un fattore che inciderà ulteriormente quindi sulla disattenzione, su modalità, sulla difficoltà anche a recepire modalità diverse di lavoro o no, secondo lei? D'altro canto i giovani saranno sempre più precarizzati, per cui potranno assimilare con più difficoltà a loro volta le pratiche in uso in una determinata azienda per prestare la dovuta attenzione, perché comunque devono tenere dei ritmi veloci, devono dare il risultato, insomma tutto un po' messo in discussione. Sì, purtroppo il sistema di lavoro ha proprio queste caratteristiche. Allora, il giovane che entra nel posto di lavoro gli viene chiesto ma dal mercato, gli viene chiesto dall'azienda, perché l'azienda risponde al mercato, di saper fare subito tutto. Non c'è il tempo dell'affiancamento, perché l'affiancamento, mentre anni fa l'affiancamento era fatto, c'era l'anziano, si inseriva il giovane, c'era un periodo in cui c'era scambio di informazioni, poi diciamo l'anziano andava in pensione. Ora invece per quello che sta succedendo negli ultimi anni, quindi crisi dell'azienda, più delle aziende, economia eccetera, l'anziano va in pensione, quando serve viene chiamato il giovane che non trova più nessuno a spiegare e poi non c'è nessuno che ha tempo o troppo poco tempo per spiegare appunto le caratteristiche della lavorazione, per cui magari abbiamo fatto anche i corsi di formazione, che talvolta insomma, vengono fatti spesso ormai, non sempre ma vengono fatti spesso, però poi la formazione deve essere concretizzata con l'addestramento nel luogo di lavoro. E quindi se questa fase non viene fatta perché c'è bisogno di produrre, c'è la velocità eccetera, ecco che il giovane non può non sapere, non apprendere in modo corretto come affrontare le situazioni di pericolo. E poi, tornando al discorso di prima, appunto, quindi le attività più pericolose rimangono ai più esperti che normalmente sono avanti con l'età. Che non è fisiologico questo, cioè non dovrebbe essere fisiologico. Anzi stanno con delle legislazioni non troppo studiate sul campo, imponendo cioè creando delle situazioni che non sarebbero fisiologiche al mondo del lavoro stesso. Sì, io non sono un esperto di contratti di lavoro, però hanno fatto una distinzione con i lavori usuranti, per cui non sarà che un settantenne fa lavori di costruzioni, però siccome non abbiamo solamente il settore delle costruzioni, ma quella della metalmeccanica in generale. Abbiamo tantissimi dove si verificano incidenti, no? Sì. Quindi. Comunque è normale trovare che gli esperti all'interno delle aziende sono persone che magari sono in pensione e sono rientrati o sono in procinto per andare in pensione, perché sono loro che detengono la conoscenza. Assolutamente sì. E vanno sempre più avanti con l'età. Ecco. No, infatti questo è un dato di fatto. E poi le aziende non assumono i giovani, oppure li assumono a tempo determinato, per cui queste conoscenze non vengono trasmesse. E questo stiamo perdendo un sacco al di là della sicurezza, anche un sacco di know-how dell'artigianato piuttosto che dell'industria. In questo senso. No, ma questo infatti è un dato di fatto riscontrabilissimo. Ma secondo lei, noi rispetto a un contesto, dopo vedremo un po' altri dati e commentare insieme, in un contesto di Europa, di altri paesi, come siamo messi? Sempre riguardo il discorso degli incidenti e quindi perché dobbiamo adeguarci con le riforme del lavoro al resto d'Europa, la età pensionistica al resto d'Europa poi in realtà sono quelli che andranno in pensione più in là, gli altri non hanno altri tempi, le ferie sono quelli che hanno poi meno ferie di tutti, sono tutta una serie di parametri di adeguamento che in realtà ci portano fuori all'opposto, ma per gli incidenti come siamo messi? Avete qualche dato? Allora, io non ho in questo momento dati a livello europeo. Quello che posso dire è che a livello europeo ovviamente la normativa della sicurezza c'è, perché di fatto il decreto legislativo 81 è il recepimento di direttive europee, per cui la sicurezza è abbastanza omogenea. Dopodiché invece quando si parla con le aziende si sa che in Italia c'è una certa attenzione alla sicurezza, in altri paesi ce n'è meno, facendo sì che anche il costo, diciamo, della gestione del lavoro sia più basso, per cui poi ci sono problemi diversi, non solamente di sicurezza, ma anche di essere concorrenziali nel mercato europeo. Questo non è che sia un fattore... No, questo non è un fattore positivo, tant'è che appunto tante aziende magari non aprono in Italia oppure fanno filiali fuori Italia sostanzialmente perché è meno complesso la gestione.
che la gestione della sicurezza in Italia ovviamente ha un certo impatto a livello aziendale. D'altra parte comunque se vogliamo abbattere questi numeri bisogna farla, ma non bisogna farla sulla carta, bisogna farla in maniera concreta. Ecco, la filosofia ad esempio anglosassone, per tornare al discorso dell'Europa, è abbastanza più concreta, cioè quindi si vede più la procedura, si vede più l'aspetto pratico per evitare l'incidente, si fanno degli audit proprio sul luogo del lavoro. Da noi invece è molto più teorico l'aspetto, oppure più avere le carte in regola per non prendersi multe e sanzioni che non per effettivamente prevenire? Ci sono aziende e aziende, ci sono aziende che fanno appunto le carte per avere diciamo, i documenti in regola più possibile per poter difendersi in caso diciamo, di controlli o comunque di incidenti. Quando c'è troppa carta di solito poi la gestione concreta della sicurezza ne viene meno, perché più scrivo, più sono borbonico diciamo come stile italiano, più poi ho difficoltà nel gestire le attività e magari perdo di vista i veri pericoli e non faccio e perdo tempo diciamo, a scrivere cose che poi servono solamente a livello di ufficio. Ecco. Quindi anche noi abbiamo, voi che poi siete esperti anche nello, a parte che l'osservare la sicurezza o l'insicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel valutarne vari componenti, vari aspetti, sì. E poi nell'osservatorio ci sono tantissime sfaccettature che sono messe in luce. Riscontrate che la nostra legislazione da questo punto di vista non è adeguata ai tempi? Allora, dire che servono altre leggi in Italia per la sicurezza, no, perché quella che c'è una legislazione buona, come quantità. La legislazione a volte va in contrasto, nel senso che abbiamo delle interpretazioni perché abbiamo leggi che sono in contrasto con l'altra e quindi difficoltà interpretative in questo senso. Direi che se riuscissimo a far rispettare la legislazione attuale già saremmo diciamo, il primo paese al mondo a livello di sicurezza. Ecco, forse bisognerebbe snellire alcuni passaggi, alcuni adempimenti che non portano a risultati concreti ma sono un appesantimento per l'imprenditore che deve comunque affrontare una gestione molto complessa della sicurezza. Ecco. Quello assolutamente. Io intanto stavo guardando qui l'osservatorio perché ci sono dei dati analizzati anche oltre che per territorio, quindi a livello nazionale, poi a livello anche territoriale e regionale. Vorrei che entrassimo anche nel merito per capire le tipologie di professioni maggiormente coinvolte, che se c'è stato un cambiamento, perché noi più o meno ci vediamo una volta all'anno per aggiornare i nostri telespettatori, e poi quali sono appunto quindi gli ambiti, le aree, dove maggiormente c'è un'incidenza, i giorni, cioè delle valutazioni comparate. Andiamo prima in pubblicità rapidissime e poi torniamo insieme.